Titolo: L'uovo fresco fresco. Se tu ci dici oggi un biccerello, che vuole dire puriddu puriddu? L'italiano ha la faccia sciaronata e ti piglia per babbo o rimbambito. Eppure un tempo, in tutti i paeseggi, puriddu puriddu erano un grido che facevano tutti i vicinelli per richiamare a casa i gardinelli che passavano strata nei vanetti e mangiavano chiddo che trovavano insieme a chiddo che il padrone ci dava. Non c'era una casa, non c'era un'argia con dentro almeno 5 gardinelli e un arruzzo. Ogni mattina controllo di locolo per vedere se a Dina c'aveva l'uovo. Se tu te lo bevevi fresco appena fatto, era più sostanzioso. Se niente era un poco schifettoso, l'uovo veniva sbattuto con zucchero o caffè ed era perciò più appetitoso. Che tempi! Ora queste cose non ci sono più. Spagheria oggi, spagheria di niente. Oggi tu l'uovo fresco a casa non ce l'hai. L'uovo a tutti gli accatti a 6 entrano al supermercato. Sono puliti e tutti di misura. Hanno sapore di cose artificiali, ma non sono più come quelli di un tempo, che erano veramente naturali.